Veneto e Università di Padova varano il maxi piano dei tamponi per combattere il coronavirus a caccia degli asintomatici. Obiettivo 20.000 al giorno per spezzare la catena del contagio, tamponi anche le forze dell'ordine. Il contagio non si ferma, Zaia è la pandemia del secolo e conferma l'ordinanza di chiusura dei negozi di alimentari la domenica, nessun contrasto con il governo. Nel pomeriggio il via libera dell'AIFA alla sperimentazione nazionale del discusso farmaco giapponese. Il Veneto era già pronto a iniziare i test e la soddisfazione del Presidente. Iniziata la consegna delle mascherine prodotte da Grafica Veneta, primo giorno di distribuzione a domicilio per anziani e chi non si può spostare, la protezione è lasciata sulla porta di casa senza contatti. I sindacati sul piede di guerra per le maglie allargate del decreto sulla chiusura delle aziende. Lettera ai prefetti, siano chiarite quali attività devono continuare. Scatta lo sciopero la Safilo. I sindaci dell'altopiano dei 7 comuni chiedono l'istituzione di una barriera sanitaria fra l'Asiaghese e la pianura per poter gestire meglio l'emergenza coronavirus. La storia di don Alessio Strapazzon, parroco di Castellavazzo, da oggi ha preso servizio come infermiere nel reparto di pneumologia dell'ospedale di Belluno, divenuto area Covid-19. Buonasera, ben ritrovati con l'informazione di Antena 3, questo è il telegiornale del Veneto, dunque subito uno sguardo ai casi, resta quanto vi abbiamo comunicato fino ad adesso dalla nostra tabella, aspettando l'aggiornamento nei prossimi minuti, 5.505 casi nella nostra regione, più 233 da ieri sera e le vittime sono purtroppo 192, 281 ricoverati in terapia intensiva. Subito i servizi, scatta il piano tamponi presentato oggi dalla Regione con l'Università di Padova, l'obiettivo scovare il più alto numero di positivi asintomatici, arrivando ad effettuare sino a 20.000 tamponi al giorno nelle prossime settimane. Noi continuiamo a sostenere le attività dei tamponi con non poche difficoltà, perché mancano materiali, mancano reattivi, abbiamo messo in piedi una grande squadra, poi il professor Crisanti ve lo dirà, cercheremo di fare in casa, però siamo convinti che questa sia la via. E qualcuno mi dice: ma qual è l'obiettivo? L'obiettivo è venirne fuori con le ossa rotte il meno possibile. In questo sarà fondamentale il piano Covid-19 di interventi urgenti di sanità pubblica presentato dal governatore insieme agli assessori Bottaccini e Lanzarin, l'Università di Padova, Virologia e Croce Rossa. Obiettivo: cercare ovunque i positivi asintomatici. Che un virus che vive solamente nelle persone viene trasmessa da persona a persona. Noi abbiamo il compito, il dovere di interrompere questa trasmissione e questa trasmissione la interrompiamo. Se interrompiamo questa trasmissione abbiamo risolto l'epidemia e questo lo facciamo solamente in due modi. Il primo è stato detto, attraverso l'impegno di tutti i cittadini. Non possiamo sostituirci a questo, ma certamente possiamo tutti sollecitare i cittadini a continuare i comportamenti che hanno avuto. Ma la seconda è quella di trovare le persone che sono in grado di trasmettere la malattia, perché ci sono persone che non possono stare in casa. Le forze dell'ordine, i medici, il personale sanitario, chi fornisce i negozi, i distributori di alimenti. Queste persone lavorano, devono lavorare, ci garantiscono i servizi essenziali. Noi dobbiamo andare a cercare dovunque. Il progetto punta a effettuare 20.000 tamponi al giorno in circa 2 settimane, oltre i 65.000 già effettuati, attraverso la sorveglianza attiva, come ha spiegato il professor Crisanti, per isolare le persone contagiate. Più positivi si troveranno, meno persone si ammaleranno e andranno in terapia intensiva. Però la sorveglianza attiva va fatta anche intorno a quelle persone che stanno a casa e che accusano sintomi. Noi dobbiamo andare lì, dobbiamo fare la diagnosi e dobbiamo a cerchi allargati identificare tra i parenti, il primo cerchio ristretto, tra gli amici, il primo cerchio allargato, e tra il vicinato chi gliel'ha trasmessa questa malattia. Perché se noi assumiamo che le persone obbediscono alla quarantena, è chiaro che chi gliel'ha trasmessa sta nell'ambito di quel cerchio. Le prime categorie saranno gli operatori sanitari e quelle delle strutture residenziali per non autosufficienti. Seguiranno filiere come i cassieri dei supermercati, farmacisti, forze dell'ordine. Cosa ci si aspetta nei prossimi giorni? Ecco, questo pure è importante. Il successo di questa iniziativa lo dovremo misurare con l'aumento del numero dei casi positivi che andiamo a scovare
e allo stesso tempo più casi positivi scoviamo, meno persone si ammalano, meno persone vanno nell'ospedale, meno persone vanno in terapia intensiva. Poi arriverà un punto di flessione in cui i positivi incominceranno a calare in parallelo alle persone ospitalizzate e alle persone in terapia intensiva. Intanto l'assessore alla sanità del Veneto Lanzarino oggi ha detto che si faranno tamponi agli ospiti e ai dipendenti delle case di riposo della nostra regione. Invece una piccola curiosità: pur potendo riaprire da decreto, non mai riaperto l'edicola spazzata via dall'acqua alta e dalla tempesta di Venezia del 12 novembre. Ci troviamo di fronte alla pandemia del secolo, parole forti quelle del Presidente della Regione nel presentare il cosiddetto piano tamponi. Ha confermato la sua ordinanza e lanciato un messaggio alla comunità scientifica anche sul farmaco che sperimentiamo in Veneto. Nel ringraziare i veneti che si stanno dimostrando responsabili nel rispetto delle regole, il Presidente della Regione nel punto stampa quotidiano a Marghera ha confermato la validità della sua ordinanza restrittiva, in vigore fino al 3 aprile, chiusure domenicali, uscite entro i 200 metri. Continuiamo a seguire questa dritta, ovvero la volontà di confermare, visto che ci è stato chiesto, di confermare che le restrizioni stabilite dall'ordinanza regionale vengono mantenute. Quindi il tema dell'attività motoria dei 200 metri di casa, il tema della chiusura dei supermercati la domenica. Detto questo, chiedo ancora sacrificio per i veneti, è un sacrificio che per noi è fondamentale, perché abbiamo capito che la prima cura, e poi lo diranno ovviamente il professor Crisanti, penso che mi darà ragione su questo fronte, la prima cura in assoluto contro il coronavirus siamo noi cittadini con i nostri comportamenti. Anche se c'è stato un lieve dato positivo, Zaia è chiaro, non si deve abbassare la guardia. Noi non possiamo cantare vittoria, non abbassiamo la guardia, Io dico ai veneti che mi trovano, magari li incrocio al distributore piuttosto che in altre occasioni, e mi dicono: ma allora ne stiamo venendo fuori. Io dico che ne verremo fuori, ma ancora non è ora di abbassare la guardia. Non fatevi non fatevi assolutamente ammagliare dal dato positivo di una giornata, perché può essercene un altro di negativo il giorno dopo. Siate ancora fermi e concentrati sul pezzo. È un sacrificio, stiamo subendo una pandemia che mai abbiamo conosciuto nella storia, è la vera pandemia dell'epoca dell'era moderna, è una pandemia che coinvolge tutto il mondo, con gli annessi e connessi di tutto quello che porta. Il governatore poi ribadisce la volontà di partire con la sperimentazione dell'Avigan, lanciando un messaggio alla comunità scientifica. Ne stiamo sperimentando all'Università di Padova, almeno 6 da soli o in associazione. Vi dichiaro che per l'Avigan noi siamo pronti, non è che dobbiamo organizzarci, siamo pronti, ovviamente siamo rispettosi delle leggi e quindi, in virtù del fatto che dobbiamo avere un'autorizzazione alla sperimentazione da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco, stiamo aspettando la loro deliberazione. Io penso che sia eticamente sostenibile che se c'è una minima opportunità, un minimo barlume di luce in fondo al tunnel, che può essere o è il treno che ti viene incontro, oppure può essere veramente un raggio di sole, ma noi comunque dobbiamo vedere se c'è quella luce e che luce è. Quindi io sono assolutamente favorevole alle sperimentazioni e inviterei la comunità scientifica tutta, che ne sa molto più di me di questi argomenti, di avere anche un approccio molto più liberale in questo momento dove c'è bisogno di sperimentare tutto quello che si può. Così il governatore. Poi anche i poliziotti chiedono di essere sottoposti a tampone. Soddisfazione perché la Regione starebbe per estendere i controlli con il tampone agli agenti di polizia in servizio nelle nostre città. La FSP, infatti, la Federazione Sindacale di Polizia, aveva, fin dai primi giorni dell'emergenza, chiesto alla Regione di effettuare uno screening medico tra gli uomini in servizio. Abbiamo appreso che la Regione del Veneto avrebbe accolto la nostra richiesta di estendere al personale di polizia impegnato sul territorio la verifica a mezzo di tamponi. È un'iniziativa per noi importante perché siamo consapevoli che questa sia una battaglia che si vince contro il tempo e in questo momento di tempo ne abbiamo sempre meno. Siamo ora in attesa di conoscere quali potrebbero essere le modalità di queste verifiche.
Ora il sindacato attende di conoscere i dettagli e le modalità con cui verranno effettuati i controlli sugli agenti che per il loro lavoro in prima linea sono a rischio di possibile contagio ma anche di involontaria diffusione della malattia. In questi giorni infatti, al pari del personale sanitario, i poliziotti entrano per servizio in contatto con centinaia di persone, molte delle quali potenzialmente contagiose o contagiate, e non ammalarsi è importante per continuare a essere d'aiuto alla comunità. Esperienze come quelle del comune di Vo ci insegnano che anche soggetti asintomatici possono diventare involontari portatori del virus ed è questo che noi intendiamo scongiurare per il nostro personale impegnato sul territorio. Allora, così, e questo è un passaggio importante, il decreto del governo sulle chiusure delle attività, un blocco con molte deroghe e chiaramente polemiche. Chi apre, chi chiude, la giungla di 97 codici da spulciare, gli interrogativi che si rincorrono, i sì, i ma, i forse. 24 ore sul filo del caos e dell'incertezza, messaggi che si sono moltiplicati tra aziende e dipendenti a ritmo frenetico. E noi apriamo o chiudiamo, andiamo o no al lavoro. Una difficoltà legata soprattutto alle numerose eccezioni di un DPCM allargato rispetto alla prima bozza sul tavolo del governo, ed è anche per questo che i sindacati sono nuovamente sul piede di guerra. Ma tant'è, le realtà produttive legate alla filiera delle aziende strategiche non possono interrompere la loro attività, ad esempio molte aziende metalmeccaniche o del settore chimico. Di sicuro lo stop riguarda i cantieri, l'industria delle auto, la produzione di tessuti, eccezione fatta per il vestiario da lavoro, camici in primis e tutto ciò che è legato alla filiera medica. Stop anche al settore dei mobili, alla pelletteria, alla metallurgia, alla produzione di giocattoli, gioielli, articoli sportivi, al commercio, con l'eccezione fatta della produzione e vendita alimentare, che come sappiamo resta attiva. Semaforo verde dunque per l'agroalimentare, la farmaceutica, i trasporti, le edicole, le tabaccherie, gli studi professionali, i servizi bancari e assicurativi, le riparazioni, l'assistenza di telefonia e computer, l'editoria, l'informazione, gli alberghi, il personale domestico. Da sottolineare come in ogni caso molte di queste realtà abbiano già avviato autonomamente, laddove possibile, lo smart working, il lavoro da remoto. Di qui e fino al 3 aprile, insomma, un'Italia del lavoro a macchie di leopardo, sempre che non arrivino nuovi giri di vite. E prima di vedere il segretario della CGIL del Veneto, Cristian Ferrari, vi do l'aggiornamento. È arrivato pochi istanti fa ed è pesante. Purtroppo sono 5.638 i casi di contagio, 133 in più da questa mattina. Cerco di allargarvi la grafica perché sia meglio comprensibile. 133 in più, vedete questi sono gli isolamenti, ma purtroppo le vittime salgono a 210, sono più 18, lo vedete questo dato all'estrema destra, più 18 da questa mattina, salgono a 210 i decessi dal 21 febbraio e 294 le persone in terapia intensiva. Sono dati molto pesanti, soprattutto se consideriamo che sono 18 le vittime in più dall'ultima rilevazione di questa mattina. Sentiamo il segretario della CGIL Veneto, critico ancora sulle aperture o chiusure appunto non ben definite secondo molti dal decreto del governo. Abbiamo portato sabato al governo la questione di ridurre e sospendere tutte le attività produttive che non fossero essenziali, che non fossero indispensabili per garantire un minimo di tenuta economica e sociale, quindi i beni primari, i servizi fondamentali. Non lo abbiamo fatto a cuor leggero, qui non ci sono degli irresponsabili, anzi sentiamo sulle nostre spalle una grande responsabilità nazionale. Poi c'è stato quel confronto che aveva trovato un punto di caduta sabato sera e abbiamo assistito invece domenica, nella giornata di ieri. Questo è stato il motivo dei ritardi, perché se no ci raccontiamo un po' delle storie, mettiamola così, ad un pressing francamente inaccettabile di alcune organizzazioni datoriali, io faccio nomi e cognomi con tutto il rispetto, Confindustria in primis, che ha attivato una logica lobbistica per cercare di annacquare e snaturare quella decisione. Mi si deve spiegare come mai un call center, magari con finalità commerciali, rientra all'interno delle attività essenziali. Noi pensiamo di no. Mi si deve spiegare come mai la Safilo, tanto per capirci ed entrare anche nel contesto regionale,
debba continuare a produrre degli occhiali quando invece può tranquillamente, come hanno fatto altre realtà di quel settore, sospendere la produzione. Il tema della sicurezza non è soltanto, e per noi sarebbe più che sufficiente, una tutela delle persone che lavorano e delle loro famiglie, ma è anche un'esigenza per garantire, pur in queste condizioni difficilissime, un minimo di continuità ordinata, per quanto ridotta, delle attività produttive. Se non lo facciamo, questo è il messaggio che abbiamo mandato alle nostre controparti datoriali, non sarà un decreto del Presidente Conte, non sarà nemmeno uno sciopero della CGIL, sarà il virus a fermare le attività. Così Cristian Ferrari, ora le categorie economiche moderatamente soddisfatte. Nel lungo elenco delle attività produttive e commerciali che possono rimanere aperte rientrano anche quelle non essenziali ma indispensabili per le prime. Insomma, una maglia ben più ampia rispetto alla prima bozza, ma il caos annunciato c'è subito stato, anche se soddisfatte le categorie economiche. Direi che le maglie sono, tra virgolette, abbastanza larghe, ecco. C'è sì un blocco della produzione, ad esempio sul settore del mobile è molto importante, ecco, questo è da riconoscere, però ci sono comparti che continuano a lavorare, che anche se non rientrano certe aziende nel codice Arteco possono continuare a lavorare perché servono, perché quell'azienda strategica possa produrre il farmaceutico come i prodotti sanitari o altro. Le imprese artigiane trevigiane, spina dorsale dell'economia di Marca, non possono fare altro che limitare i danni e tentare di immaginare come sarà il futuro, cosa accadrà quando questa crisi finalmente passerà. La crisi sanitaria si risolverà in un certo periodo, sottolinea invece il presidente di Confartigianato Vendemiano Sartor, ma quella economica sarà invece molto più lunga. Credo ci possano essere degli elementi utili a mantenere in piedi delle filiere, ma soprattutto credo che mantenere in piedi oggi delle attività produttive possa essere utile un domani per non arrivare a far sì che questa crisi cosiddetta sanitaria porti a una crisi economica irreversibile, perché più noi andiamo giù e più poi difficile è salire. Poi lancia una frecciatina al Premier. Bisogna smetterla di annunciare simili provvedimenti di sabato notte, va bene bloccare ulteriormente l'attività, la salute viene prima di tutto e tutto quello che c'è da fare va fatto, ma le aziende devono avere il tempo per organizzarsi, per dire ai dipendenti se il giorno dopo devono venire a lavorare oppure no, per avvisare i clienti. Così si crea solo panico su panico. E poi la distribuzione delle mascherine, oggi cominciata dalla Protezione Civile regionale alle varie province e per esempio nel Trevigiano alle persone più in difficoltà già è stata consegnata. Voi da dove venite? Pederoba, zona 1. Quante ne portate via? 1300. Buon lavoro. Grazie. È stato un via vai continuo nella sede della Protezione Civile di Treviso per la distribuzione della prima tornata di mascherine in tutta la Marca. Queste sono le quantità suddivise per numero di abitanti per comune. Questa è l'area di smistamento a livello provinciale di tutte le mascherine che arrivano dal deposito regionale di Padova. E qui vengono distribuite a tutte le unità comunali? A tutti i comuni della provincia di Treviso. Protezione Civile Comunale che da oggi pomeriggio ha iniziato la consegna ai cittadini impossibilitati a ritirarle. Con un furgone ben riconoscibile, ecco come si devono presentare e quale sia la procedura che devono tenere i cittadini alla consegna. Chi è? Sì, buongiorno, Protezione Civile di Treviso, sono il coordinatore. Dovrei consegnare la mascherina. No, signora, lei rimanga in casa, lei è al secondo piano? Sì. Io lo porto su io al piano, stia in casa e la lascio fuori dalla porta. Grazie mille. Grazie a lei, arrivederci. Siamo qua? Sì, signora, rimanga chiusa per favore. Sì, l'abbiamo. Sono due le mascherine? E venga io. Sono due le mascherine? E una signora. Ah no, due perché siamo i due vecchi. Signora, è una per nucleo familiare. Ah, uno, grazie. Grazie, chiuda la porta, grazie. Grazie a lei, grazie a lei. Si figuri. Adesso gliela lascio e la saluto. Auguri. Arrivederci. Abbiamo visto la procedura. Che cosa dobbiamo dire agli anziani se gli suonano il campanello? Allora, intanto l'operatore si identifica dicendo Protezione Civile Comune di Treviso,
sarà vestito con la propria divisa, avrà il tesserino di riconoscimento. Consegniamo le mascherine, non ci dovete niente né a noi e né a nessuno. Se qualcuno dovesse per caso in modo fraudolento farlo, segnalatelo subito alla polizia. Domani la distribuzione continuerà in diversi punti del centro storico, raggiungibile a piedi, e dei quartieri dove i cittadini invece sono invitati a recarsi in auto per evitare il più possibile i contatti tra le persone. Non mi sento di sbilanciarmi anche perché oggi vediamo gli effetti di quel che è avvenuto 2 settimane fa. Prendiamo atto che le misure funzionano, ma è presto per parlare di un trend in calo. Così il Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Brusaferro, che era in diretta con Borrelli pochi istanti fa, l'abbiamo mostrato. Allora, tra pochissimo parliamo di pensioni, vi aspettiamo. Torniamo in diretta al Telegiornale del Veneto, il ritiro della pensione già dal 26 marzo per evitare aggregazioni. L'appello di Poste Italiane con il responsabile dell'area nord-est, Pietro Labruna. In questo momento di emergenza stiamo provando e stiamo cercando di garantire a tutti i nostri clienti pensionati di poter ritirare la pensione all'ufficio postale. Questo sarà possibile dal 26 di marzo, chiaramente stiamo lavorando e lavoreremo, quindi c'è già una comunicazione istituzionale per fare in modo che tutto ciò avvenga secondo quelle che sono le norme di sicurezza emanate dalla Presidenza del Consiglio e quindi con uno scaglionamento per lettera alfabetica. Questo ci permetterà di limitare gli eccessi negli uffici postali. È chiaro che c'è la possibilità per chi è possessore di una carta libretto, di una carta Postamat o di una Postepay Evolution e quindi di poter ritirare la pensione direttamente all'ATM, quindi al cash dispenser, già dal primo giorno del pagamento pensioni. Questo ci aiuterà sicuramente a limitare gli afflussi negli uffici postali. Quindi un appello a tutti è utilizzare gli strumenti che sono informatici, che sono l'app Banco Posta, l'app Postepay, il Banco Posta Online, gli ATM, proprio per limitare al massimo quelli che possono essere i contatti con le persone. E allora, per gli uffici postali aperti tutti i giorni si va a ritirare la pensione, i cognomi dalla A alla B giovedì 26 marzo, dalla C alla D venerdì 27 marzo, dalla E alla K la mattina di sabato 28 marzo, dalla L alla O lunedì 30 marzo, dalla P alla R martedì 31 marzo, dalla S alla Z mercoledì 1 aprile, li mostreremo ancora. Gli uffici aperti giorni alterni, lunedì, mercoledì, venerdì, e allora dalla A alla D venerdì, dalla E alla O lunedì, dalla P alla Z mercoledì. Gli uffici aperti martedì, giovedì e sabato, dalla A alla D giovedì, dalla E alla O sabato 28, dalla P alla Z martedì 31. Adesso andiamo sull'altopiano dove c'è un appello a costruire una barriera, definiamola così, sanitaria. Un muro sanitario, una barriera di protezione fra l'altopiano dei 7 comuni e la pianura per poter gestire al meglio l'emergenza coronavirus. La chiedono i sindaci e i cittadini dell'altopiano, che mirano a trasformare tutta l'area in una zona rossa, in cui abbattere il numero dei casi, studiarne la diffusione e anticipare i tempi della crescita zero del virus. Visto anche gli esiti che ci ha dato il modello scientifico di Vo, legato al fatto che in queste ultime 2 settimane l'altopiano ha monitorato tutti gli eccessi per quanto riguarda le vie principali, creando di fatto una sorta di normalizzazione e stabilizzazione delle presenze in altopiano stesso, creando come una sorta di barriera naturale a protezione della nostra cittadinanza, visto anche quanto la Regione sta programmando in termini di tamponi da effettuare su tutta la cittadinanza. Da buoni padri di famiglia, in primis abbiamo la salvaguardia e la tutela della salute e del benessere di tutta la nostra cittadinanza dell'altopiano. L'obiettivo è anche quello di chiudere prima possibile la guerra con il virus, in modo da mettere le attività ricettive e turistiche nelle condizioni di poter riaprire quando l'emergenza finirà. Di fatto, attuando questo progetto test, potremmo effettuare i tamponi a tutta la nostra cittadinanza, di fatto separando i positivi dai negativi, e attraverso la sorveglianza attiva con le istituzioni e i parenti dei positivi arrivare veramente ad un monitoraggio deciso e perentorio, che di fatto creerebbe le condizioni per accorciare i tempi di sanificazione del nostro altopiano ed arrivare magari anche alla normale attività socio-economica dei nostri operatori qui sul nostro meraviglioso territorio. Dall'altopiano alla montagna del Bellunese, dove Don Alessio, parroco di Castellavazzo, diventa infermiere volontario in trincea contro il Covid-19.
Un gesto generoso e coraggioso, quello di Don Alessio Strapazzone, 37 anni, sacerdote dal 2012, attuale parroco di Castellavazzo, ha deciso di lasciare temporaneamente la sua comunità per ritornare in corsia. Ho deciso di rimettermi un po' in gioco con la professione che avevo prima di diventare sacerdote, che è quella dell'infermiere, e molto semplicemente, sapendo che c'è bisogno, c'è necessità, ho dato la disponibilità a poter aiutare in quello che è necessario fare. L'ospedale di Belluno ha accolto lo slancio di Don Alessio, che si è reso disponibile per le necessità del momento nella nuova area Covid del San Martino. L'idea di essere infermiere, di poter aiutare in qualche modo e pensare a tutti i colleghi che in questo momento stanno lavorando tanto e stanno dando tutto quello che hanno, in un certo modo non mi concedeva di stare a casa, perché nel cuore io avevo bisogno di dare la mia disponibilità, di aiutarli, perché si è un po' tutta una grande famiglia, credo. La decisione di Don Alessio Strapazzone è stata accolta con gioia dal vescovo di Belluno Feltre, Renato Marangoni. E lui è rimasto contento di questo, ha detto di stare attento, naturalmente come può fare un padre, ha detto di stare attento e di andare, di fare quello che mi viene chiesto di fare. Posso chiederle se ha paura? Ma sa, un po' di timore c'è sempre, però io credo che l'essere insieme come infermieri, l'aiutarsi, il sostenersi a vicenda, il camminare insieme, credo sia la cosa che dà più coraggio nell'affrontare questo momento di difficoltà. Questa sera a Ring, puntata speciale dalle 21:15, tutto il piano delle mascherine. Sentiremo i sindaci del Veneto come saranno distribuite le mascherine nelle prossime ore. È tutto, adesso previsioni meteo. Grazie per averci seguito. Bentrovati al meteo. Il nucleo di aria fredda giunto lo scorso weekend determinerà ancora condizioni di tempo invernale con aria asciutta, clima ventoso e temperature sotto la media del periodo. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto tempo stabile, al mattino avremo un ampio soleggiamento su tutti i settori, più nubi con cielo via via più coperto dal pomeriggio, ma in genere senza ulteriori conseguenze. Temperature stabili, ancora fresche, minime sotto zero o di poco sopra, valori massimi compresi invece tra 10 e 12 gradi all'incirca. Stessa situazione anche sul Friuli Venezia Giulia, con tanto sole nella prima parte della giornata, a seguire sarà più nuvoloso ma sempre asciutto. Temperature sopra lo zero solo a Trieste, massime invece tra 8 e 12 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, anche qui sole prevalente salvo per locali addensamenti, specie sui settori settentrionali della nostra regione. Temperature minime intorno a -2 gradi, massime invece tra 11 e 12. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento.